Buonasera a tutti ragazzi, sono il cane della fucking guardia e bentornati nel canale della fanpage di Happy Farming Day. Allora, quindi apriamo le danze con questa seconda stagione della Old Friuli. Oggi andremo a recensire i primi tre episodi della Old Friuli. Sì, perché volevo farli. Allora, intanto ieri non ho avuto tempo per recensire i primi due episodi, allora mi sono detto, vabbè, aspetto il terzo, faccio tre episodi e niente. Allora ho detto, vabbè, facciamo questi tre episodi, questa mega recensione e insomma ci sta. Cominciamo subito dal primo episodio della seconda stagione della All Friuli con un secondo episodio dove abbiamo visto Paolo appunto fare il suo ingresso in questa nuova zona del Friuli e ha fatto conoscenza col parroco che fra l'altro è anche sindaco di questa zona che, surprise, surprise, sorpresa, sorpresa, non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto, era il reverendo Paolo. Madonna che sorpresa, cioè, incredibile, cioè, ma, anzi, faccio parlare lei. Comunque, il reverendo poi va a confessare ciò che sa, cioè ha riferito a Paolo la brutta notizia, cioè che Ludmillo lo ha tradito. Un Ludmillo che tradisce quindi Paolo, un Paolo che lo viene finalmente a sapere e ovviamente non la prende molto bene. Quindi adesso un Ludmillo che sta già girando Una notte da Leoni 4, il film è già quasi pronto, Todd Phillips ci sta lavorando un casino, ma questi sono dettagli che vedremo prossimamente nella fanpage. Che altro c'è da dire? Allora, dopo, insomma, la prima puntata si è chiusa così. Nella seconda è stata più una puntata di preparazione, un Paolo che ha fatto molti lavori, si è voluto, diciamo, mettere a sesto in questa nuova farm, quindi voleva lavorare duro, in attesa di queste ragazze del vigneto, che alla fine vedremo nel terzo episodio. Un secondo episodio, anche questo molto importante per mandare avanti i lavori, ma concentriamoci di più sul terzo episodio, che è il più recente, che è quello che abbiamo visto stasera, perché è quello di cui io voglio parlare di più. Allora, che cosa abbiamo visto in questo fantastico terzo episodio? Quindi abbiamo avuto quella merda di Sasha che lavora ora nella farm. Paolo dice che è una Sasha friulana, scusate, ma non ci credo neanche un po'. Comunque, poi a quanto pare Paolo ha preso questi tre trans per lavorare nella farm, contento lui, contenti tutti. Perché dai, è veramente, ma veramente inguardabile. Ma l'avete vista bene? È perché c'aveva il cappello e quindi non si vedeva bene dall'inquadratura, ma era veramente brutta. Ma è brutta, 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 né? E cioè, vi giuro, inguardabile, vomitevole. Mi taglierei le vene ogni volta che la vedo, bruttissima. Anzi, bruttissimi, sono dei trans. Vabbè, comunque, incredibile, incredibile, veramente non ho parole. Comunque, non è solo questa Sasha, questo Sasha qui, come, appunto, come vi posso dire, aiutante, che cade come operaio, però abbiamo anche due dell'est, una Lana, l'altra non mi ricordo come si chiama, forse le uniche due donne, forse, bah, da quel che ho capito. Comunque, questa era la recensione dei tre episodi della Old Friuli, però prima di chiudere la recensione volevo appunto soffermarmi sulla questione Ludmillo, eh, perché nel secondo episodio poi l'ho detto,
Ma magari Ernesto c'entra qualcosa? Può essere. E se Ernesto c'entrava qualcosa veramente in tutta questa situazione? Può essere, nel senso, non è da escludere, non è da escludere perché, insomma, dai, è molto amico con Ludmilla, in più è stato anche stupido dal credere la cosa dei fantasmi, che vabbè che un po' tutti ci eravamo cascati, però boh, una situazione complicata. Comunque, ci vediamo alla prossima, arrivederci ragazzi, ciao belli, ciao a tutti, bye bye. E ricordate Paolo non capisce un cazzo di donne.